E fa così. Cosa devo fare? Allora, Battaglia in corso sulle ciclabili, signora. Posso... quella No, ma no, questo è scusi. purtroppo Giusto o non appannaggio giusto? appannaggio di tutti. D'accordo per la ciclabile. Stavo facendo, Ecco, eccoci se qua. me lo dice, scusi. Eccoci qua. Allora, diceva? Che sono d'accordo sulla ciclabile che è stata fatta perché in quel lato c'è il pedone e qua c'è l'andata e il ritorno della bicicletta. Qual è il problema? Opinioni, diciamo, divergenti. Lei è d'accordo? Io sono d'accordo e anche su questi perché andando in bicicletta mi sono accorta che a volte parcheggiano sulla ciclabile. Non è che io sia contrario, io sto semplicemente analizzando il modus operandi da parte dell'amministrazione. Se voi vedete, mi dovete spiegare le ragioni o il modus con cui qualcuno che deve fermarsi lì e scaricare qualcuno può scaricare qualcuno che è disabile con quella specie di pietraia a fianco. Doveva essere il punto stampa di Popolo Veneto, ma quello che abbiamo trovato sono state schermaglie sulla pista ciclabile, argomento ormai all'ordine del giorno in tutti i quartieri di Verona e in centro storico. Qui siamo in Borgo Venezia, tra via Villa Cozza e via Catalani, dove due signori si sono confrontati in modo acceso. Da una parte c'è chi plaude alla validità dell'operato dell'amministrazione, dall'altra c'è chi dice che sono servite solo a togliere posti auto e servizi. Come se non bastasse, sono emerse anche le questioni ambientali e quelle legate alle barriere architettoniche. Il buonsenso vuole anche che non capiamo perché da una parte tagliano alberi come nulla fosse per fare ciclabili dappertutto e qua abbiamo addirittura una situazione di pericolo per un singolo albero, che è quello lì, dove è stato costruito una cinta di mura praticamente attorno e le bici sono costrette a fare zig-zag su un incrocio dove rischiano anche di scontrarsi. C'è poi chi evidenzia come siano stati tolti alcuni servizi essenziali a persone con disabilità. Questo cordolo impedirebbe di scendere dall'auto agevolmente. Insomma, una presa di posizione, dicono alcuni cittadini, contro l'utilizzo dell'auto privata. Costano tanto alla cittadinanza, servono soprattutto a non far parcheggiare le macchine, servono a tirare via l'auto privata, disfando anche l'albero, perché si dicono green, ma in via Preare hanno tirato via 62 alberi. I green sono poco green, quando dicono green è meglio lasciar perdere. Verona, diciamo, è una città, soprattutto in centro storico, dove non c'è tanto spazio come tutti i centri storici italiani. Se non si può fare la ciclabile, non vedo perché si debba farla, insomma. Come avrete visto in città, tante piste ciclabili sono ormai ultimate e percorribili, altre sono in fase di realizzazione. Una scelta che ha creato un polverone politico e che è destinata ad essere argomento bollente anche della prossima campagna elettorale.